Con il punto di questa settimana andiamo indietro di ben 105 giorni allo scorso 13 novembre, quando la Fenice Venezia Mestre faceva tappa in quel dell'Emilia Romagna per affrontare il Modena Cavezzo nella sesta giornata del girone d'andata. Una prestazione non particolarmente felice per i ragazzi di Pagana, che dovettero fare a meno di Belleboni infortunato, un 9-4 che racconta come gli arancione-verdi abbiano ceduto prima di tutto mentalmente ai padroni di casa, particolarmente in fiducia quel sabato. Alla gara di questo di sabato si arriva in condizioni totalmente differenti. La Fenice è reduce dalla sconfitta di Lucrezia su uno dei campi più ostici della categoria, ma complessivamente è in un buon momento di forma, viste le recenti vittorie contro CDM ed Ancona, intervallate dal passo falso fisiologico di Altamarca. Il Modena attraversa invece un momento più complicato, forse il più complicato della stagione, reduce da 3 sconfitte consecutive e da 2 sole vittorie nelle ultime 6 gare, in un momento dove tutti sono alla ricerca di punti per consolidare i propri obiettivi. La gara di sabato sarà anche l'occasione per la Fenice di dimostrare che la squadra vista a Cavezzo davvero non esiste più. Sorrisi anche in casa Under 19 nazionale per quel che riguarda la Fenice Venezia Mestre, che ha superato i 16esimi di finale, estromettendo dalla competizione il Futsal Giorgione, e che domenica affronterà un'altra emiliana, la 10 Martiri, che nel primo turno della Coppa Italia, oltre che nell'ultima di campionato, ha sconfitto proprio i pari età del Modena Cavezzo Futsal.